Non c'è soluzione, i cervi vanno abbattuti, non nella piana dove la caccia è vietata, ma nelle riserve alpine limitrofe. Per salvaguardare il patrimonio del Cansiglio e rispettare le attività agricole ed economiche, si pensa a spingere gli animali con un'azione di disturbo, trovando così un accordo tra chi non vuole l'abbattimento sulla piana e chi non può più sopportare la devastazione del suo territorio. È l'unica soluzione praticabile. Realmente è una soluzione praticabile però con alcuni accorgimenti, non possiamo permetterci che si spari in Cansiglio, quindi gli abbattimenti devono avvenire all'infuori del territorio protetto del Cansiglio. Una soluzione che segue le indicazioni del governatore del Veneto Luca Zaia. La piana del Cansiglio non è un luogo di caccia e non deve essere riservato alla caccia. Ci sono altri territori e altri soggetti che devono pensare al problema della gestione del numero di cervi. Il problema nel frattempo si è ampliato, arrivando a toccare anche le zone limitrofe. Stanno distruggendo anche i nostri orti e stanno cominciando a mangiare anche il prosecco, quello non è una gran bella cosa. La Commissione quindi sembra aver trovato un'intesa e spera di poter arginare il problema. C'è anche chi pensa alla riutilizzazione dei cervi a favore del turismo. Potrebbe intervenire la Regione facendo fare gli abbattimenti, quelli che sono previsti come numero per la ricostituzione di un sistema, diciamo, sostenibile, e per tutte le carcasse in più si potrebbe già studiare un piatto tipico del Cansiglio